C'è dolore, c'è malessere, c'è diciamo inquieto vivere, nel senso che io non riesco a riposare e sono affranto, ecco, tutto qui. Rimane una ferita Rimane una profonda. ferita grossa, soprattutto per quello che insomma è stato portato via, sono gli affetti familiari, i ricordi di papà e tante robe insomma. Gli occhi lucidi, la voce tremante raccontano lo shock che Alen Stacchio sta vivendo in queste ore dopo che i ladri hanno violato la sua abitazione di via San Giuseppe a Cartigliano. La famiglia Stacchio era fuori città, i malviventi sono penetrati da questa vetrata che si trova sul retro della casa. Una volta dentro hanno avuto il tempo di mettere tutto a soqquadro, di smontare anche i condizionatori e persino di sedersi a tavola. Hanno praticamente aperto il frigo, hanno deciso anche di sedersi a tavola, quindi aprire un po' dell'acqua e via dicendo, e quindi ieri ho deciso con la moglie insomma, di entrare e cercare di buttare via il possibile. E poi diciamo c'è un po' di abbigliamento, le abbiamo portato a lavare. Io non so se riuscirò ancora a indossare certi abiti. Il senso di ansia e di dolore accompagna il racconto di Alen Stacchio. Hanno cominciato ad entrare dai nostri vicini, sono due persone anziane, hanno sfondato la porta dietro e sono entrati praticamente fino su in camera, hanno puntato la pila, la signora ha chiamato subito praticamente il nome della figlia e da lì sono scappati giù, praticamente sembravano una squadra di tori. Quello che sono felice è che praticamente eravamo fuori. È la cosa più bella, perché a volte capita anche che con gli impegni lavorativi lasciamo qui magari la bimba per un aiuto compiti e via dicendo, anche magari solo per poche ore, però diciamo che da oggi, l'altro giorno, la mia vita è un po' cambiata. L'importante è che ci vada via questa cosa un po' dalla testa, perché il fatto psicologico è proprio quello che dà più fastidio, insomma. Non bisogna farsi giustizia da soli, conclude Stacchio. Servono però maggiori controlli. Sicuramente dalle forze dell'ordine qualche passaggio in più dedicato, staremmo sicuramente un po' più tranquilli la notte, ecco.